Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima e scatta davanti a tutti Edoardo Baldi con Gowan Laumar che prende subito velocità e prende una lunghezza di vantaggio rispetto a chi sta arrivando già da dietro col numero 10 Gimon Digal, che è già quasi alla destra del leader Gowan Laumar. Segue con il numero 1 Grace Kelly Matley, poi tutti gli altri ancora un po' sparsi per la pista. 15,9 per i primi 200 metri e Edoardo Baldi già modera l'andatura. Gimon Digal invece sembra voler provare ad attaccare per sfondare. Segue il numero 1 di Grace Kelly Matley, al terzo posto Guapo MD in corda, mentre sta già arrivando a destra anche Gray Staff. 400 metri in 36. Gimon Digal ha ottenuto il via libera dall'ex leader Gowan Laumar e Gimon Digal adesso incomincia a sua volta a moderare, mentre il gruppo incomincia a delinearsi anche con la seconda colonna che vede davanti a tutto Gray Staff, che molto rapidamente dopo un 15,7 di curva si avvicina al leader attuale Gimon Digal, che appena vede arrivare Gray Staff, il cavallo più appoggiato al gioco, ovviamente già accelera un pochino. 15,7, 1, 2 e 1 per quello che sono gli 800 metri e ci si avvicina al chilometro, sempre con Gray Staff che incomincia a mettersi molto di fianco a destra, sempre più a destra, tanto da creare la sensazione di volere quasi passare. C'è un piccolo cross, Gimon Digal di galoppo, rimane invece di trotto Gray Staff, prova ad arrivare di sorpresa Gladiatore Lu, numero 1 Grace Kelly Matley squalificato, e quindi in testa numero 4 Guapo al secondo MD posto rimane Gray squalificato. Staff, mentre invece c'è una serie di squalifiche, tra cui anche quella di Grace Kelly Matley. Quindi siamo passati davanti alle tribune con questo cross che ha creato un po' di onda e adesso Gray Staff torna di nuovo all'attacco di quello che è il leader attuale, il Gladiatore Lu. Incominciano a fare a sportellate i due contendenti. Gray Staff ci prova, sembra tutto in modo Gladiatore Lu. 15,2 l'ultimo parziale, ci si avvicina ai 400 metri finali e Gladiatore Lu sembra poter contenere l'attacco molto veemente di Gray Staff. I due cavalli si sono isolati, Gray Staff è ancora più incisivo rispetto a quello che è stato fino adesso, ma Gladiatore Lu prova a reggere le bordate dell'allievo di Antonio Di Nardo e siamo per l'ingresso in retta d'arrivo. I due cavalli sono completamente isolati, prova a arrivare da dietro il cavallo di Mario Greco, che è superato adesso da Filippo Monti. Intanto se ne va Gladiatore Lu. Gray Staff perde anche un attimo di meccanica, arriva secondo, comunque al terzo posto Gius Valla a superare credo il numero 8 di Guess Kampf. Ma lo rivediamo tutto a rallenti, perché quindi se ne va in retta d'arrivo Vupi dell'Annunziata con Gladiatore Lu, che ha approfittato di questo cross a un giro dalla fine per mettersi in prima posizione e mantenerla fino alla retta e fino al palo. Quindi vediamo chi arriva al secondo posto, dovrebbe essere Gray Staff, mantenuto al trotto dal proprio interprete Antonio Di Nardo, perché era peggiorato molto di meccanica, e al terzo posto vediamo arrivare il numero 6 di Gius Valla a precedere il 7, non era l'8, di Gilmar Di Ruggi davanti a Gowan Laumar, che non so se però era ancora all'interno perché era andato di galoppo sull'ultima curva.